Si avvicina l'adunata, la città è pronta e vestita a festa per accogliere le penne nere. Vicenza sarà una città blindata per la 3 giorni dell'adunata, oggi nuova riunione in prefettura. Elena Pavana a casa dei cittadini, Marine boccia l'iniziativa, i problemi della città dovrebbe conoscerli già. Si è presentata la lista Bassano Passione Comune che sostiene il candidato sindaco Roberto Campagnolo. Il nuovo patto presenta la lista che affiancherà la candidata sindaca di Mussolente, Elena Bontorin. Paura in centro ad Asiago, fiamme sul tetto dell'edificio accanto all'ex caserma dei Carabinieri. Dall'altopiano a Roma il corpo bandistico di Lusiana suona davanti al Papa. Uccise la moglie a coltellate, la Cassazione conferma l'ergastolo per l'autore del femminicidio. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. Ebbene, siamo entrati in pieno clima adunata degli alpini, una grande festa che interessa, contagia anche i più piccoli, come nel caso di Mattia, 5 anni con la grande passione per gli alpini, ereditata dal nonno. Pensate che ha imparato tutti i canti a memoria e noi ci colleghiamo proprio in sua compagnia con Sharon Di Carlo da Vicenza. Sharon. Sì, buonasera Alex, buonasera a tutti i telespettatori. È iniziata la festa qui a Vicenza, ve lo faccio sentire, ve lo faccio ascoltare. Così Alex, dalle per così dire vecchie generazioni a quelle nuove, alle giovani leve, io sono in compagnia di Mattia, eccolo qua, sull'attenti allora Mattia. Adesso mi hanno detto che non possiamo stare Va in bene, allora Mattia 5 anni, giusto, da Cavazzale, una grandissima passione per gli alpini. Sì, è proprio vero, con la camicia della dunata. Da dove arriva questa passione Mattia? Emozione del nonno Piero quando è molto tantissimi anni, moltissimi anni, che non sembra anche tanto, proprio una volta. Io so che sul tuo cappello meraviglioso hai 2 pompon, che cosa rappresentano? Rappresentano il sergente e il capitano. Wow. Tu sarai presente per la dunata? Il presente sono il capofila. Il capofila? Sì. Io so anche che sei esperto di alpini. Sì, sono esperto di tutti degli alpini. Anche dei canti, e so anche che volevi proprio cantarci un bellissimo canto. Quale hai scelto? Quello Fratelli d'Italia. Allora è tutto per te. Vai! Fratelli d'Italia, l'Italia se resta dell'emo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Dio la che bravo. Che bravo, bravissimo, vieni qui Mattia. Un applauso da tutti perché guarda quanta gente c'è qui per te Mattia. Allora, facciamo così, con un grandissimo saluto a Rete Veneta, salutiamo Alex. Ciao! Ciao! Piccoli alpini crescono ed è davvero bellissimo vedere così tanto entusiasmo. Grazie a Sharon, grazie al piccolo Mattia. Una città, Vicenza, in festa, ma Bassano non è da meno, si sta preparando alla grande adunata. Oggi proprio da Bassano il presidente nazionale dell'ANA ha dato il via al raduno proprio dal Ponte degli Alpini. Il Ponte Vecchio è vestito a festa, le bandiere tricolore sventolano mentre le vetrine dei negozi sono addobbati di verde, bianco e rosso. Bassano è pronta ad accogliere le penne nere provenienti da tutta Italia, in arrivo a Vicenza per la 95esima adunata nazionale, penne nere che certamente non mancheranno di passare ai piedi del Grappa per un saluto alla capitale degli alpini.
partire da qui stamattina da Bassano e dal Ponte degli Alpini per noi è un momento veramente di grande emozione da un lato e significativo dall'altro. È un momento in cui da un lato si fa memoria e dall'altro si fa condivisione, quindi solidarietà. Bassano abbraccia gli alpini così come ha fatto a febbraio in occasione della cerimonia di consegna del cappello ai giovani allievi del centro addestramento di Aosta. A significare che non sarà solo la dunata della città di Vicenza e della sezione di Vicenza, bensì di un territorio importantissimo, unico e straordinario. Lo testimonia il fatto che saranno fatte gli onori ai caduti e la saluto al tricolore in contemporanea a Sacrario e Cimagrappa, al Leiten di Asiago, al Cimone, Tonezza del Cimone, al Pasubio e sintetizzato il tutto sulla Corona Mozza e l'Ortigara. Questo a significare che il nostro territorio è un territorio unico e pieno di alpinità. Il frutto, il risultato dell'esperienza della precedente cerimonia del cappello qui a Bassano è stata l'immersione in questa città e nell'identità alpina di cui questa città è simbolo, e la conseguenza, il frutto è che ci siamo sentiti davvero a casa qui così, no? È proprio così, gli alpini che arrivano a Bassano si sentono a casa, come queste penne nere in viaggio verso Vicenza, ma la tappa obbligatoria è sul Ponte Vecchio. Da dove arrivate? Da Spilimbergo, provincia di Pordenone. Siamo fermati ad ammirare il nostro ponte e abbiamo trovato il nostro presidente. Bella avventura. E questa mattina a Bassano sono state premiate anche le scuole che hanno aderito al progetto Noi ci daremo la mano, con la consegna dell'attestato ai 46 studenti che hanno partecipato attivamente all'iniziativa nata in occasione della cerimonia di consegna del cappello alpino. E in occasione della cerimonia di questa mattina sono stati anche annunciati gli appuntamenti bassanesi in vista dell'adunata. Venerdì dalle 18:30 suonerà in centro storico la banda alpina di Gemona. Sabato dalle 17:30 toccherà le fanfare sezione Ana Montegrappa e Alpina di Magenta. Infine domenica sempre dalle 17:30 la fanfara sezione Ana Valsusa. E adesso restiamo in tema di alpini, perché questa è la settimana delle penne nere. Noi ieri vi abbiamo raccontato l'inizio del viaggio di due mule in direzione Vicenza. Ebbene, oggi al loro arrivo noi eravamo lì. Gli ultimi passi questi di una lunga camminata. Proprio una lunga camminata. Da dove siete partiti? Siamo partiti da Bassano, dal Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, città di Bassano. Com'è andata? Bene, bene, a parte ieri con un acquazzone di... Purtroppo. Ma la pioggia non vi ha fermato? Assolutamente, gli alpini non fermano nessuno. Quanti chilometri avete fatto? Saranno più di 40 chilometri. Una bella tiratina, dai. Che cosa porta a casa da questa passeggiata? Siamo vecchi di mestiere, ogni adunata è nostra. Portiamo a casa una grande soddisfazione perché giochiamo in casa. Vicenza è una città da mare. Questa è la prima camminata che fate da Bassano? Sì, è la prima perché non ci è mai capitata una dunata così vicino, insomma, in tanti anni. E quindi quest'anno abbiamo pensato di partire, insomma, dalla splendida città di Bassano, che è un monumento per gli alpini, e arrivare a Vicenza, insomma. E allora benvenuti a Vicenza. Grazie mille. E Vicenza in questi giorni chiaramente sarà una città blindata. Oggi nuova riunione in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. 1 migliaio gli uomini che saranno impiegati durante la dunata, dal nucleo antisabotaggio alle unità cinofile ai tiratori scelti. Impegnati i reparti volo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e sarà attivato anche il piano antiterrorismo. Adesso chiudiamo la parentesi dedicata alle penne nere e alla dunata, ci spostiamo a Bassano per parlare di politica. La sindaca Elena Pavani in campagna elettorale va a fare visita ai cittadini, ma Roberto Marin boccia questa iniziativa. In una campagna elettorale con 5 candidati, con una sindaca uscente che viene cacciata dal suo partito, la Lega, e che si allea con Fratelli d'Italia, correndo proprio contro la Lega, che nel frattempo ha creato una coalizione con Forza Italia, DC, Italia Viva e Noi Moderati, è inevitabile che il confronto diventi scontro politico. Già,
perché alla corsa per diventare sindaco vanno aggiunti il centrosinistra compatto a sostegno di Roberto Campagnolo, i giovani di È il Momento che vogliono dire la loro e Impegno per Bassano con Azione che puntano sulla figura di Roberto Marin. E lo scontro, adesso, ruota tutto attorno al concetto di dialogo con la città. Elena Pavan ha lanciato l'iniziativa di andare a casa dei cittadini per raccogliere i problemi dei quartieri, ma, commentano in molti, una sindaca uscente dopo 5 anni deve parlare e proporre soluzioni perché i problemi della città dovrebbe già conoscerli. Ci sono stati 5 anni in cui era necessario il propedeutico confronto con i cittadini, il dialogo con i cittadini e con la città. Il sindaco ora dovrebbe già conoscere ben chiaramente i problemi della città e quindi proporre soluzioni. Mi pare una scelta tardiva. Ma l'assenza di dialogo è anche assenza di dialogo interno verso la squadra di governo, l'incapacità di fare squadra con la squadra di governo. Basta pensare che di 9 assessori nominati, solo 2 seguono il candidato sindaco. Solo 3 consiglieri su 15 della squadra di governo seguono il sindaco. Marin fa leva sulla sua esperienza amministrativa e lancia un messaggio chiaro. Impegno per Bassano è un'esperienza decennale. Io ho 15 anni di consiglio comunale alle spalle. È ora di portare soluzioni e quindi il metodo è il confronto con la città sulle soluzioni che porteremo. E intanto in casa Fratelli d'Italia l'obiettivo è uno ed è chiaro, il ballottaggio. Fratelli d'Italia intanto nicchia sulle polemiche, guarda il ballottaggio come obiettivo da raggiungere. Per arrivarci si punta sul concetto di unica vera espressione del centrodestra in città e sulla continuità amministrativa. Cose ne sono state fatte tante, a partire dalle opere museali, con la cultura, con le mostre, all'attrazione che abbiamo dato per il turismo. Dico solo che l'introito che abbiamo dalla tassa di soggiorno è più che raddoppiato rispetto al 2018, per cui vuol dire che turisti ne sono arrivati tanti, al sociale, alla sicurezza. La campagna elettorale dei meloniani è pronta ad entrare nel vivo, appunto con un obiettivo chiaro. Il ballottaggio migliore sarebbe una forza di centrodestra, possibilmente noi, anzi ne siamo quasi convinti, e una forza di centrosinistra, che spero vivamente che la prossima forza che governerà Bassano deve essere una forza di centrodestra. E quando dico centrodestra vuol dire uomini e persone di centrodestra. Restiamo nella pagina politica perché oggi a Bassano si è presentata la lista civica Bassano Passione Comune. Siamo una lista civica che è da 5 anni che è presente in città e in consiglio comunale. Ci sono stati 3 consiglieri comunali che hanno lavorato ogni giorno ascoltando i cittadini e trattando tematiche come l'ambiente, come la tutela della nostra salute, la difesa del nostro ospedale. Abbiamo fatto raccolte firme, banchetti, siamo andati ad incontrare il direttore generale, abbiamo portato le firme di più di 3.000 cittadini e abbiamo lavorato perché l'ambiente venisse difeso con l'operazione San Lazzaro, che non è andata in porto grazie anche al lavoro che come consiglieri comunali della lista civica Bassano Passione Comune abbiamo fatto. Angelo Vernillo, portavoce della civica Bassano Passione Comune, snocciola i risultati ottenuti in questi anni dalla lista nata nel 2019. Anni di impegno e di lavoro in consiglio comunale ma anche sul territorio, spiega Vernillo, con un obiettivo ben chiaro: il bene comune della città. Oggi la lista si presenta con 24 persone a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Campagnolo. Sono 12 donne e 12 uomini, quindi una lista perfettamente con una parità di genere, e ci sono anche delle persone di Più Europa che hanno deciso di entrare nella lista Bassano Passione Comune per portare avanti il tema della città europea che deve essere Bassano del Grappa. Sanità, partecipazione, tutela dell'ambiente, opportunità e solidarietà. Questi i temi portanti che stanno a cuore a Bassano Passione Comune. Abbiamo aggregato
tutto il centro-sinistra storico degli ultimi 10 anni. Io sono il candidato dell'area progressista, noi facciamo il nostro percorso, chi si impegna per la città va sempre comunque stimato, incoraggiato e apprezzato. Noi pensiamo di avere le carte in regola per aspirare al governo di Bassano e Grappa, stiamo facendo questo e andiamo avanti con le nostre proposte. Adesso ci spostiamo a Mussolente, restiamo a parlare di elezioni amministrative. Si è presentata la lista che affiancherà la candidata sindaca Elena Bontorin. Alle mie spalle vedete una squadra motivata, competente, ma soprattutto inserita da molti anni nel nostro territorio e nella nostra comunità. La candidata sindaca di Mussolente Elena Bontorin presenta la lista del nuovo patto Uniti per Mussolente e Casoni. In 12, 4 donne e 8 uomini la affiancheranno nella corsa alla guida del paese alle prossime comunali dell'8 e 9 giugno. Gente con esperienza amministrativa, ma anche persone alle prime armi che hanno deciso di dare il loro contributo alla collettività. Quello che proponiamo non è nulla di troppo ambizioso o fantasioso, promesse che non potremo mantenere. No, quello che noi abbiamo scritto nel programma e che presenteremo poi alla cittadinanza sono tutti impegni che porteremo avanti in questi 5 anni e che sono sicura riusciremo anche a portare a termine. 3 termini che avete utilizzato anche nei vostri slogan: continuità, competenza, coerenza. Sì, la continuità di ciò che stiamo già facendo da 10 anni e che ci impegniamo a portare avanti nei prossimi 5, la competenza di chi lo sa fare e la coerenza per quello che ci siamo detti prima. Noi siamo veri, quello che traspare da noi è davvero la voglia di fare senza strafare, ecco. Quali saranno i punti principali del suo programma? Noi ci concentreremo in 4 aree: lo sviluppo del territorio, lo sviluppo economico, lo sviluppo culturale e sportivo e lo sviluppo sociale. E annuncia i prossimi incontri con la comunità. Il 22 maggio incontriamo la comunità a Casoni presso l'Auditorium Bortolo Busnardo, mentre il 29 maggio incontreremo la comunità a Mussolente qui proprio in sala consigliare. Paura oggi per l'incendio divampato sul tetto di un edificio di Via Verdi in pieno centro ad Asiago, adiacente all'ex caserma dei Carabinieri. Il rogo è divampato durante dei lavori di manutenzione della struttura. I pompieri con un'autopompa e il personale antincendio boschivo da Asiago e da Vicenza sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutto il tetto. Noi adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di Olimpiadi di matematica. Oro a Enrico Zonta, una bella soddisfazione per lo studente del liceo scientifico Jacopo da Ponte. Olimpiadi della matematica edizione 2024 a Cesenatico, un trionfo per le scuole vicentine che si sono distinte sia nella gara individuale che in quella a squadre. A eccellere il liceo scientifico bassanese Jacopo da Ponte con la medaglia d'oro assegnata a Enrico Zonta, primo classificato della gara individuale, ex equo con Lorenzo Bastioni del liceo Galilei di Perugia, mentre per la gara a squadre il da Ponte ha raggiunto un ottimo 10° posto nazionale. Tanta la soddisfazione del dirigente Mario Tedesco, che ha sottolineato il lavoro portato avanti da ragazzi, ragazze e corpo docenti che hanno saputo fare della matematica un gioco, una passione, come conferma la medaglia d'oro Enrico Zonta. Cos'è la matematica per te? È una passione, è diversa dalla matematica che facciamo a scuola, è più una cosa spinta dalla curiosità che spinta dalla voglia di imparare nuove formule. Cioè quello che mi appassiona è capire cosa c'è sotto, la curiosità. Oltre alla matematica, tue passioni quali sono? Mi piace la sci-fi, science fiction, poi leggere in generale e la fotografia. Immancabile la domanda: a chi dedichi questa medaglia d'oro? Innanzitutto alle persone con cui mi sono allenato e anche alle persone con cui mi sono allenato la squadra, e poi alla mia famiglia, alla mia ragazza e alla professoressa che ci ha seguito questi anni. Proprio l'insegnante di matematica e fisica al da Ponte che ha supportato fino in fondo questa squadra di giovani eccellenze. Loro sono proprio amici anche al di fuori della scuola, si aiutano molto e anche Enrico è sempre stato uno molto disponibile nel far crescere i compagni, spiegare le cose. Quindi sì, questa disponibilità nel fare gruppo e nel crescere assieme agli altri, perché sì, è bello vincere individualmente, ma è bello anche farlo con la squadra e con i compagni.
Dall'altopiano a Roma, il corpo bandistico di Lusiana suona davanti al Papa. Ha portato anche l'Armonia dell'Altopiano, il grande evento musicale dello scorso fine settimana a Roma, perché da un libricino partito da Casteltesino in tempi di pandemia, ideato dalla locale banda sociale folcloristica, con lo scopo di far incontrare virtualmente 20 bande italiane, una per ogni regione dello stivale, si è arrivati a un grande concerto in piazza San Pietro davanti a Papa Francesco. E in rappresentanza del Veneto, il corpo bandistico di Lusiana, diretto dal maestro Diego Franzan, con i suoi 40 elementi, per lo più giovani, grandi emozioni, cominciando sabato in piazza del Campidoglio alla presenza delle più alte autorità della capitale, proseguendo domenica quando la formazione lusianese, assieme a centinaia di musicisti, preceduti dalla fanfara a cavallo della Polizia di Stato, ha sfilato lungo Via della Conciliazione, raggiungendo piazza Pio XII per arrivare in piazza San Pietro e partecipare all'Angelus del Santo Padre, suonando tutti assieme la potente melodia gregoriana del Christus Vincit. Ringrazio tanto le bande musicali di varie parti d'Italia. Grazie a voi che avete suonato tanto bene e spero che continuate a suonare un po'. Grazie. Avete rallentato. La Cassazione conferma l'ergastolo per l'autore del femminicidio avvenuto a Cadoneghe nel 2020. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali di Abdelfettah Gennati, il marocchino accusato di aver ucciso il 24 novembre del 2020 a Cadoneghe la moglie Aisha El Abeoui, confermando per lui l'ergastolo. Il quarantenne era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che non aveva mai riconosciuto il vizio di mente nemmeno in via parziale né tantomeno le attenuanti generiche. L'uomo aveva pugnalato a morte la compagna mentre stava dormendo nella camera da letto matrimoniale con la figlia più piccola. Era ossessionato dalla gelosia, spiava la moglie. In più occasioni Aisha si era rivolta ai servizi sociali di Cadoneghe, al centro veneto Progetti Donna. Poco prima di essere uccisa aveva anche denunciato ai carabinieri che il marito, da sempre violento nei suoi confronti, aveva minacciato di ucciderla proprio a coltellate, ma poi aveva ritirato la denuncia, forse proprio per paura di ritorsioni nei confronti dei figli piccoli. I fratelli, i genitori e i figli della donna, che oggi vivono a Caltanissetta, si sono costituiti parte civile nel processo. Nei giorni precedenti al delitto Abdelfettah Gennati avrebbe anche cercato in rete con il cellulare e il computer informazioni sui veleni. I suoi legali durante il processo hanno tentato in più occasioni di dimostrare l'incapacità di intendere e di volere del quarantenne, depositando anche una perizia psichiatrica, ma il vizio di mente non è mai stato provato, una conferma che ora arriva anche dalla Cassazione, che sancisce definitivamente l'ergastolo per il quarantenne marocchino. In prima serata il Focus, il nostro talk di approfondimento. Gli ospiti di questa sera saranno Anna Maria Bigon, Monica Coin, Marzio Favero, Settimo Gottardo, Antonino Pipitone, Paolo Pizzolato e Marco Zabai. TG Bassano finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.